Questa settimana siamo a Lendinara, 11.500 abitanti, quindi una delle cittadine più importanti e anche più grandi di tutta la provincia, e detta anche la piccola Atene, una città che ha molte chiese, una storia importante, filosofi, magistrati, persone veramente illustri che hanno vissuto e hanno fatto grande questa città. Andiamo a scoprire se ancora queste caratteristiche sono nell'animo dei lendinaresi e sentiamo il sindaco, i cittadini e non solo. Col sindaco Francesca Zeggio di Lendinara, primo mandato ma con un'esperienza importante dal punto di vista politico. Tra l'altro una delle città più antiche come nomina, perché vi hanno fatto città nel 1600. Assolutamente sì, ecco, Un'altra anomalia. E poi naturalmente come sono i cittadini di Lendinara. Ecco, allora intanto grazie per questo momento. Sì, Lendinara è città nominata anche tra l'altro Atene del Polesine perché non solo perché è stata nominata appunto, ha avuto il titolo di città di Lendinara nel 1600, ma anche perché è ricca di palazzi importanti, di famiglie nobili, da cui sono nati artisti importanti, scrittori, pittori, architetti, realtà che ancora oggi stiamo vivendo della loro specificità, delle loro creazioni artistiche, perché se pensiamo ai Canossi, se pensiamo al Cattaneo, se pensiamo a famiglia Marchiori, ecco, ci sono tante realtà che hanno reso grande Lendinara e che ancora possiamo godere, famiglia Cattaneo, dei loro palazzi. E i nostri cittadini, non è difficile fare il sindaco secondo me in una città come Lendinara, perché lo si fa conoscendola ed essendo innamorata della propria città, dei propri cittadini. Si sa che non si può essere, diciamo, perfetti, anzi non avremo sicuramente la possibilità di migliorare, però ecco, con i cittadini c'è un rapporto che io ritengo essere di fiducia, di essere anche aperto e sicuramente libero. Sono qua H24, 7 giorni su 7, quindi sanno che mi possono sempre trovare. Quello che fa del rapporto da sindaco con i cittadini è sicuramente il concetto della gentilezza. Se c'è gentilezza c'è anche la possibilità di dialogare con la gente e gestire al meglio quelli che sono i problemi oppure le specificità di una Lendinara che vuole alzare la testa e lo sta facendo da diversi anni. Luigi Viaro, sindaco per 10 anni di Lendinara, quindi conosce molto bene questa città. 10 anni sindaco, sì, io ho sempre dichiarato, sempre anche caricato un po' la nostra città dal punto di vista di declinare il concetto di vivere la città e non abitare la città. Vivere la città per me vuol dire considerarlo non la cosa d'altri, quando esci dal cancello di casa, non la cosa d'altri, ma considerarlo, noi entriamo in un condominio nel quale dobbiamo dare le nostre energie e il nostro impegno. Ecco, Lendinara ha determinate caratteristiche, chiaramente in una collocazione logistica vicino a Badia Polesine, dove magari il polo scolastico va verso Badia Polesine, verso l'Alto Polesine, ma Lendinara ha determinate altre caratteristiche. Ad esempio in questi anni si è molto distinta per aver scelto l'impegno verso la persona, non solo casa albergo per anziani, non solo il recupero dell'ex ospedale per dare possibilità di assistere o comunque di avere l'opportunità di attenzione verso la terza e quarta età, soprattutto comunità per minori, quella vicino al santuario del Pilastrello, una comunità, un asilo notturno non per persone immigrate, perché poi abbiamo anche un aspetto culturale che dovremmo lavorarci molto su questo, perché c'è sempre la paura della persona non conosciuta, eccetera. Comunque ecco, Lendinara si è caratterizzata in questi anni quindi per valorizzare quello che è la storia artistico-culturale, ma rinnovarla, riproporla e renderla una città vivibile, tanto è vero che c'è stato un boom in questi anni dal punto di vista del recupero edilizio. Lendinara cosa rappresenta per te? È il più bel paese del mondo. Tu sei soddisfatto di questo paese? Tantissimo. Ma è ancora un bel paese vivo, fa un sacco di iniziative, culturalmente importante. Certo, sì. È da apprezzare l'amministrazione comunale, giovani e si danno da fare. Tu sei soddisfatto? Tantissimo. Lendinara è un'anomalia nell'Alto Polesine, nel senso che io ho frequentato ultimamente, negli ultimi mesi, tanti piccoli paesi di 600, 1000, 1500 abitanti, voi siete 11.500 circa, quindi è la quarta o quinta città della provincia di Rovigo. Che ruolo ha quindi Lendinara nell'Alto Polesine in particolare e che ruolo secondo lei ha nella provincia di Rovigo?
Allora, sicuramente sì, eravamo tanti anni fa, eravamo quasi a 18.000 abitanti, poi nel tempo purtroppo venendo a mancare lo zuccherificio, la Salca, le realtà, le grosse aziende che si sono spostate anche fuori dall'Italia, chiaramente sono calati i cittadini, però stanno aumentando le nascite, quindi noi siamo un po' in controtendenza rispetto ad altri paesi e posso dire che viviamo di quello che è lo sviluppo anche dei territori vicini, magari anche il più vicino che appunto è quello di San Bellino, perché con l'investimento delle grandi realtà tipo Amazon, quant'altro, c'è un riciclo di famiglie che vengono anche poi ad abitare all'Endinara, dove trovano la risposta, soprattutto sotto il profilo dei servizi. Ecco perché l'Endinara è un punto di riferimento per il medio-alto Polesine. Io tra l'altro sono anche come comune capofila per 41 comuni, quindi con l'ATS questa trasformazione di quelli che sono i servizi sociali che verranno tolti all'ULSS, ma andranno comunque di pari passo con una realtà come l'ULSS, che da tanti anni li ha sempre gestite l'aspetto sociale delle realtà, delle comunità. Però ecco, mi trovo impegnata veramente a essere anche un coordinatore di questi comuni, un coordinatore di servizi, il coordinatore di una città che si è sempre ricavata anche attraverso la cultura, devo dire prima di tutto, e attraverso anche la cultura dei bisogni, dei servizi, quindi delle famiglie, un'offerta abbastanza importante. L'Endinara, ne abbiamo parlato con alcune persone che abbiamo trovato, è una città culturalmente importante, ancora molto attiva. Perché riesce, secondo lei, a mantenere ancora questo primato anche rispetto agli altri paesi? Ma diciamo che il collante è soprattutto l'amministrazione comunale. Diciamo che l'amministrazione precedente di Luigi Viaro e adesso della Francesca Zeggio hanno questo fattore di collegamento, di collante tra il mondo del volontariato, il mondo sportivo, e quindi è la vera risorsa, il vero motore l'endinarese. Ecco, lei considera l'Endinara un po' il centro di questa zona qua, con tutti i piccoli paesini che girano intorno, 900.000 abitanti, cioè è un punto di riferimento? Penso che sia sicuramente un punto di riferimento per queste realtà vicine, insomma, con la Cittadella della Cultura, con il Teatro Ballarì, è un punto di riferimento sicuramente per queste realtà minori. Ecco, lei non cambierebbe l'Endinara con qualcun altro? No, sicuramente io sono l'endinarese doc e sono innamorato della mia città e non cambierei assolutamente con un altro paese. Come servizi l'Endinara rispetto anche agli altri paesi, come si distingue il sindaco? Abbiamo una casa di riposo, un hospice che ha circa 200 ospiti, quindi non solo di Rendinara ma anche dei comuni limitrofi, ed è una casa albergo nel vero senso della parola, ecco, non è una casa di riposo, e attorno ad essa ci sono anche altri servizi che toccano materialmente sul territorio, quindi i buoni pasto, i pasti a casa, quello che sono i servizi di assistenza agli anziani, quelli che sono, ecco, tutti i tipi di servizi che una famiglia che si trova a venire a investire e vivere nella nostra città può trovare. Tanta offerta sportiva, perché ci sono oltre 30 società sportive con diverse discipline, un impianto sportivo che è quello del Palazzetto dello Sport e quello della Tribuna, che posso dirlo ufficialmente alla stampa perché è proprio la prima uscita ufficiale, che ha avuto il CP del Vigili del Fuoco, quindi abbiamo una tribuna che a tutti gli effetti è assolutamente omologata e che quindi è adatta a partite importanti, e per questo anche ringrazio comunque l'Union Bis che gestisce come fosse veramente un campo di casa, ecco, diciamo un giardino, un prato. Ma poi abbiamo anche tanti altri collegamenti con i paesi limitrofi. Siamo comune capofila per il PAISC, quindi l'attenzione che si fa al territorio attraverso l'ambiente, attraverso anche l'investimento da parte di diverse realtà che stanno vedendo in Endinara un punto di riferimento sotto il profilo urbanistico di permessi che in 10-15 giorni riescono ad avere risposta, cosa che magari in altre realtà, purtroppo per la mancanza, immagino, anche di personale, magari non hanno. Lei abita in una frazione fuori, Sì. C'è un occhio di riguardo anche per le frazioni? Sì, abbastanza, sì. Sì, non si può lamentare. No, no. Ma se volesse dire un pregio e un difetto di questo paese, cosa direbbe? Un pregio Tranquillo. e un difetto? Nessuno, per Ah, me. bravo, bravo.
Allora, tu sei di Lusia. Sono di Lusia. Cosa rappresenta per un abitante di Lusia Lendinara? È un punto di riferimento? È un punto di riferimento, è un paese che dà ancora tante possibilità e dei servizi che sono importanti. Abbiamo l'ex vecchio ospedale dove ci sono i servizi che sono molto importanti anche per persone che hanno difficoltà, poi c'è molto importante la casa di riposo. Parola di uno di Lusia. Parola di uno di Lusia. Perché con le potenzialità che ha la provincia di Rovigo, e ce ne sono tante, non si riesce a far squadra tra comuni? Allora, diciamo che il non riuscire a far squadra è perché manca un collegamento cardine che imponga una certa logica, linearità ed equilibrio fra le varie informazioni. Perché province sì, province no, province a metà, province forse, una regione che comunque è presente, perché abbiamo avuto anche l'assessore regionale fino a pochi giorni fa, si può dire, ecco, 2 settimane fa, però questo comunque non ha messo in rete effettivamente un sistema che deve essere calato dall'alto, e quindi, come è successo dopo tanti anni di avere quasi tutti i comuni della provincia, anche della provincia di Rovigo, un sito internet con la stessa grafica, con la stessa impostazione, con le stesse immagini, in modo che il cittadino ovunque si muova possa trovare le stesse informazioni, ecco, questo è l'ulteriore passo che manca. Stamattina poi, tra l'altro, tra poco avremo una riunione sulle IPA. L'IPA sono le intese programmatiche d'area, dove andremo proprio a trattare anche l'argomento turismo, perché noi abbiamo tutto, cioè è la provincia che è in mezzo tra il Tigri, l'Eufrate, tra l'Adige e il Po, quindi una peculiarità straordinaria che, se non viene valorizzata da chi ci vive dentro, non possiamo sicuramente aspettarlo dall'alto. Attraverso l'amministrazione comunale di Lendinara siamo riusciti ad aprire da un po' di anni questo ufficio, che è una onus, naturalmente, come si capisse, viene fatto tutto a, diciamo, gratuito, volontariato. Io sono un volontario dell'ANNI, naturalmente ho fatto un corso per la privacy, perché giustamente entra qualsiasi tipo di persona, e vengono ad attingere notizie sul lavoro. Mi occupo di invalidi del lavoro, invalidi civili e varie pratiche, soprattutto sul sociale. Ecco, dal vostro punto di vista, come Lendinara? Nel senso che ha bisogno della vostra assistenza? Ma io dico che è un ufficio che non è molto conosciuto, però le posso dire che siamo stati premiati dalla provincia di Rovigo per l'interesse che abbiamo noi per i cittadini, senza essere iscritti a un qualcosa che può essere legato alla politica, perché l'ANNI è lontano dalla politica, si occupa di tutte le persone che hanno bisogno di attingere notizie dove magari che in qualche posto non le ricevono. Ecco, Lendinara, il cittadino di Lendinara in generale, visto che è un osservatore importante, è un cittadino che chiede con la mano tesa, oppure arriva da voi proprio quando ha necessità e fondamentalmente vorrebbe arrangiarsi da solo? Beh, diciamo che vengono qua, penso, prima di tutto perché non c'è la tessera di iscrizione, quindi non c'è nulla da pagare, e poi, secondo un'indagine così di persone che vengono, dicono che siamo persone abbastanza preparate. Tra le altre cose che abbiamo riscontrato nel nostro giro è la mancanza di un'identità della provincia di Rovigo. Il ruolo che dovrebbe avere Rovigo non dovrebbe essere, secondo lei, quello proprio di coordinare e creare un'identità unica della provincia? Assolutamente il capoluogo, sì. Di sì, sì, come comune capoluogo. Secondo me stanno cominciando ad operare in maniera molto più estesa anche a livello territoriale, perché si arriva ovviamente a vedersi in tante situazioni, ma ovviamente, ecco, se c'è questa mentalità di aprirsi all'esterno, l'obiettivo sicuramente potrà essere raggiunto, ma dobbiamo comunque renderci conto, come non lo siamo ancora italiani del tutto, perché lo diceva una volta, abbiamo fatto l'Italia, ora dobbiamo fare gli italiani, siamo ancora a quel livello lì per tutta l'Italia. Noi abbiamo il Polesine, dobbiamo solo capire che il nostro marchio di identità è Polesine tra Adige e Po, o anche solo Polesine. Allora, nel momento in cui crediamo in questo marchio, possiamo avere tutte le nostre
vicinanze che influiscono sul nostro modo di parlare, sul nostro modo di vivere anche la quotidianità, o anche solo di utilizzare i mezzi, perché è più facile arrivare da Occhiobello Santa Maria a Ferrara piuttosto che arrivare a Rovigo, come da Melara arrivare a Rovigo sicuramente, però ecco, senza scegliere 20 obiettivi basterebbe prenderne 2, e quelli sono quelli che creano l'identità, e quindi l'utilizzo di strumenti, e quindi penso ai mezzi pubblici per unirci di più, perché non dimentichiamo che nei giorni scorsi, ecco, le lamentele di tante famiglie, perché quei mezzi che ci sono pochi, sono strapieni, e quindi creano anche dei problemi di vivibilità proprio per i nostri ragazzi. Partendo da questo presupposto dobbiamo metterci a tavolino su questi 2 punti, che sono quelli che poi ne svilupperanno a caduta anche altri. Com'è Lendinara per te? Lendinara è bellissima come paese. Però questo implica un po'. Però? Beh, però come tutti i paesi c'è il pro e il contro, però è un bel paese, a me piace molto. Ecco, tu c'hai un accento Appunto, io sono meridionale di origine, sì. Sempre se fosse di Milano tu. No, sono stato poi tanti anni a Milano, e adesso sono 20 anni che sono a Lendinara e sto bene, mi trovo bene, sono contento. Sì. Potrei andare da qualsiasi altra parte, ma sto qui perché sto bene. Una domanda, e il Polesine secondo te cosa rappresenta? Cioè, al di là di Lendinara, è tranquillo o è troppo tranquillo o va bene così? Beh, è tranquillo, l'importante è che non diventi troppo tranquillo. Bravo, grazie. Lendinara è una bella cittadina, però sottovalutata negli ultimi anni. Ma è sottovalutato dagli abitanti di Lendinara, dalla provincia? Un po' da tutto. Un po' da tutto. Siamo stati tagliati fuori da scelte politiche e ne stiamo pagando le conseguenze. Scusa, però ha margine di recupero, volendo. La cittadina c'è, Lendinara è una cittadina, non ha la chiesa in piazza come nei paesini. Ha tante chiese comunque. Ma non in piazza, ma non in piazza. Tante chiese e tanti supermercati. Però Lendinara è una bella cittadina, vuota, vuota purtroppo vuota. È stato perso, troppi treni abbiamo perso, secondo me. Dopo è tutto, la politica deve fare il suo lavoro. Ecco, però ho chiesto al suo collega, secondo lei si può ritornare ad avere ancora i fasti di un tempo, perché Lendinara, ricordiamo, dal punto di vista culturale, ma non solo, anche di riferimento industriale, è sempre stato importante. Quindi, tutto è possibile, dipende dalla volontà politica. E avete fiducia voi? La volontà politica, ma anche la partecipazione collettiva deve essere importante. Questo è vero. Perché se non c'è partecipazione collettiva, l'amministrazione non può andare avanti. L'amministrazione ha qualche pecca, c'è, però la comunità, come viene chiamata solitamente, la comunità non partecipa più di tanto, è molto scevra, viene opacizzata da tanti fattori che non spesso vengono a galla. Fiducioso che si possa cambiare? Io sono sempre fiducioso, la speranza c'è, perché l'humus culturale che caratterizza il paese esiste, bisogna valorizzarlo però. Come vede Lendinara e come vede la provincia di Rovigo per i prossimi 10 anni? Allora, a Lendinara io ho deciso di fare sindaco, però lo faccio perché ho un sogno. Se non sogni non puoi neanche pensare di alzarti tutte le mattine e sapere che hai tanto impegno sulle tue spalle. Per me Lendinara merita uno sviluppo ulteriore, quindi andare a rivedere quelli che sono i confini che abbiamo ormai consumato sotto il profilo urbanistico, sia sugli investimenti industriali, artigianali, e sia sotto il profilo residenziale. Quindi ecco, pensare a dare un'identità sempre più marcata alla nostra città, servizi, abitazioni, ma anche lavoro, non grandi industrie, perché ecco, il nostro territorio non va usurpato con le grandi industrie, ma che possa avere un dialogo veramente aperto con la cittadinanza e con le istituzioni che negli ultimi anni si sono in qualche modo coalizzate, spostando l'asse dell'economia, ad esempio. E quindi penso agli industriali piuttosto che alla Camera di Commercio, perché con queste unioni con Padova, Venezia, Treviso fa piacere guardare all'alto, ma non dobbiamo dimenticarci che ci siamo, quindi i nostri rappresentanti dobbiamo sceglierli o comunque devono impostare uno sviluppo importante che guardi anche il nostro territorio.
ci sta l'unione, ci sta, perché ce lo insegna che l'economia, però l'economia non deve prevaricare o andare davanti a quello che invece è la politica e quindi le scelte del nostro territorio. Su questo dobbiamo pensare di andare almeno in pari passo e investire insieme su questa dialettica che non toglie spazio a nessuno, né ai piccoli ma tantomeno ai grandi. Ecco, questa è la Lendinara che sogno, come lo è il Polesine, perché guardiamo con attenzione a quelle che sono le varie offerte che stanno arrivando dalle altre province, quindi parlo di industriali. Vedono nel Polesine aree libere, terre da occupare, che va anche bene da un lato, ma dall'altro non deve usurpare quella che è la nostra tradizione rurale. E quindi ci sta lo sviluppo, ma ci sta anche l'attenzione all'ambiente, e su questo chiamo sul campo, sul tavolo, ecco, del dialogo anche le associazioni di categoria, Coldiretti, CIA, Confagricoltura, perché molti agricoltori, specialmente quelli di terza generazione, che non faranno magari l'attività dell'agricoltore, svendono le aree ad altre realtà, perché la logistica piuttosto che gli impianti a biometano sono fra le cose più richieste, e il fotovoltaico, l'agrifotovoltaico. Però non dobbiamo svendere il nostro territorio, dobbiamo avere attenzione, gestirlo insieme, e su questo, ecco, io posso fare un po' della mia parte, ma insieme possiamo fare tanto. Quindi il Polesine non terra di conquista, ma terra di investimenti però fatti con parsimonia e attenzione all'ambiente. Grazie Sindaco. Grazie a te, buongiorno a tutti. Puntata finita, Lendinara piaciuta moltissimo, una città con tanta storia, con tanta voglia di essere ancora protagonista, e quindi anche questa ricerca di essere ancora un punto di riferimento per tutti i vari paesini che gli gravitano attorno. Da Leandro Maggi, come sempre, è un piacere stare con voi.